Se parli ti faccio del male, percuoteva le sue vittime, le strattonava e le derubava del denaro che aveva in casa e di generi alimentari. Nel mirino del rapinatore seriale persone anziane o che vivevano da sole. L'uomo, di origini marocchine, ha messo a segno 3 rapine in un solo mese nel comune di Susegana. Ieri è scattato il blitz dei carabinieri. Ieri sera, dopo un'attenta attività di ricerca sul territorio, i militari della stazione di Susegana sono riusciti a rintracciare questo 27enne di origini marocchine presso la stazione ferroviaria appunto di Susegana. Bottini irrisori, pochi euro a fronte di una violenza assurda. In un colpo la vittima ha riportato lesioni al collo e alla spalla e poi le minacce. Se chiami i carabinieri torno a trovarti e ti faccio veramente male. La paura e lo shock delle vittime. L'odierno indagato, approfittando appunto della differenza di età a suo favore ovviamente, minacciava di non avvisare le forze dell'ordine e pur di prendere appunto, come dicevo prima, il guadagno irrisorio, strattonava e spintonava, che tant'è vero un soggetto è anche caduto ed è dovuto ricorrere alle cure del locale nosocomio. Già conosciuto alle forze dell'ordine il 27enne, ha messo a segno la prima rapina ai danni di un 65enne il 5 aprile. Si è introdotto nella sua abitazione e dopo averlo minacciato lo ha spintonato facendolo cadere a terra. Tutto per portare via 180 euro e del cibo. Il 23 aprile sceglie una nuova vittima. Si tratta di un 79enne, sempre di Susegana. L'anziano è in camera, il rapinatore lo spinge violentemente sul letto e si fa consegnare pochi spiccioli e generi alimentari. Non gli basta e una decina di giorni dopo, il 5 maggio, torna ancora dalla stessa vittima già traumatizzata. Anche in questo caso il 27enne si accontenta dei soldi in casa, 50 euro. 3 rapine, modus operandi pressoché simile ad un'altra rapina che finì però nel sangue, quella nella quale perse la vita Adriano Armellin, 83 anni. Il 27enne arrestato, provata la sua pericolosità sociale, si trova in carcere a Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie anche alla conduzione della Procura di Treviso siamo riusciti a chiudere il cerchio delle indagini nel giro davvero di pochissimi giorni. Il plauso del governatore Zaia. La sicurezza è uno dei capisaldi di una società civile che i veneti non vogliono venga messo in discussione. Con questa operazione i carabinieri hanno dato prova di essere un solido presidio a tutela dei cittadini.